Piemonte, il giro muove verso la Lombardia per un saluto a Milano in attesa di ritornarvi per l'apoteosi finale. Dopo un inizio tranquillo, la battaglia si accende per la disputa dei traguardi volanti ed è Gaggero che se ne va tutto solo poco dopo Turbigo. Il biancoceleste distacca il gruppo di 4 minuti e transita solo a Milano, dove una folla immensa fala al passaggio dei corridori. La passione degli sportivi lombardi per la manifestazione della rosa è incontenibile. Uno spettacolo così non l'avevamo ancora visto da quando eravamo partiti da Palermo. Negli ultimi 90 km di corsa, infatti, i girini passeranno in una cornice festosa ed entusiasta. Arrestato da un incidente meccanico, il coraggioso Gaggero, 7 animosi lo hanno sostituito al comando: Bratola, Vanessa, Baffi, Pesti, Biagioni, Pettinati e Benedetti. L'arrivo a Brescia è in salita ed è Bratola partito lungo ad aggiudicarsi la vittoria davanti a Baffi e a Vanessa. Per la Tortado è questo il terzo successo di tappa e per